sono là più predisposte, così dove gli uomini sono più predisposti. Se si rompe il lavandino e il rubinetto... Chiamo l'idraulico! Magari anche carino. Allora, io tirare 2 magliette insieme non è un problema, ma che comunque la donna deve farlo, è un obbligo, questo non mi va bene. Non è un obbligo, qua nessuno Una volta lo ci va faccio io, una volta lo fa lui, capito? No, ma magari la donna, diciamo lo faccio io anche questo. No. Vabbè, però io faccio la lavatrice. Bravo! Mettino che ti asciughiamo la fronte adesso, perché per fare la lavatrice se lo mette dentro. Perché lei dice che con l'ammorbidente profumano i panni, io dico che con l'ammorbidente si ammorbidiscono gli asciugamani. Lui asciugamani. Ma pure le camicie, le cose. Che vuoi da me? No, c'è un pelino. Però è vero che con l'ammorbidente profumano i panni? Certo, perché io mi profumo un sacco. Se tu senti l'odore del panno pulito e l'odore dell'ammorbidente. No, vabbè, stiamo parlando di cose Importantissimo, proprio di... Come se glielo dico io, lui dice che non è vero. Dai, che cattivo. Se manca lì ci vuole la donna in servizio. No, vabbè, ma poi io a casa non faccio neanche tantissimo, faccio veramente poco. Perché mi metti il fiocchetto? E quindi sì, c'era la mamma di Virginia, vero Ale? Dov'è Ale? La mamma di Virginia che poteva venire in casa. No, la signora che... Ah, sì. Ah, ma te conosci tua mamma? Io do il numero se lo vuoi. Ma infatti Ma scusa, perché dovete fare turni e andate un giorno e dovete fare un programmino e andate a fare voi le pulizie. poi Gli quello uomini bello, lo devono fare, giusto? Io programmo, mi prendo Mi mettete l'impegno lì, di... due pulizie e va bene. Luca, ti insegni te come fare pulire. Vedi che là lo spiego tutto io. Corso Mica le donne fanno le pulizie. Sì. Cavolo, pure la mia. Siamo più bravi perché non vogliamo finire la batteria. E allora fanno. Poi con calma. La manutenzione chi è che la fa? La manutenzione la facciamo il manutenzione. Chi accende l'intenditore? Mantenente. Ma abbiamo capito. Manutenzione. Brava, manutenente. Che guai. Dai, Mamma mia, non è manco mio. questo se puoi romperlo lì. Ma finiamo... Due foto, niente. Bella foto di Francesco. Nadia. Ragazzi, facciamo una foto di gruppo tutti insieme. Però dovete scendere. Annalisa.